Buon pomeriggio e bentrovati in questa nuova puntata di Linea d'attacco, ultima prima della pausa natalizia. Infatti, come potete vedere, oggi ho lasciato la mia postazione al nostro albero di Natale. Torniamo adesso a noi con i risultati e la classifica aggiornata dopo la sesta partita di campionato. Come previsto per l'Open femminile cambia la classifica. L'Olimpia Volley Apricena Corsara a Vieste vince per 3-1 con i risultati di 19-25, 25-23, 21-25 e 19-25, mentre l'Hotel Gran Paradiso vince con la capolista Play Volley Ischitella con il risultato di 3-1 e i parziali di 25-20, 20-25, 25-18 e 25-22. Finisce invece al tie break la partita tra l'Ans Pisanicantro e la San Marco Pallavolo con il risultato di 3-2 e i parziali 24-26, 25-18, 23-25, 25-21 e 15-11. Anche il Pietra Montecorvino vince in casa con il Volley Casalnuovo per 3-0 con il risultato di 25-13, 25-12 e 25-13. Mentre per l'Open maschile vede la Virtus San Severo che continua la sua avanzata e mantiene intatto il proprio vantaggio di 5 punti sul New Volley Lucera. Entrambe le squadre vincono infatti rispettivamente per 3-0. Il San Severo con l'Anspi Sanicantro con i risultati di 17-25, 20-25 e 25-27, mentre il New Volley Lucera vince in casa con il Sant'Antonio Bovino per 3-0 con i parziali di 25-23, 25-18 e 25-19. Anche il volleyball Lucera vince al tie break con il Poggio Imperiale con i parziali di 25-10, 21-25, 23-25, 25-15 e 15-17. Mentre invece la partita tra la San Marco Pallavolo e il Silver Sun Cana Troia, come vi avevo accennato la settimana scorsa, è stata posticipata a domenica 20 dicembre alle ore 11. Dopo la sesta giornata di campionato, la classifica aggiornata vede l'Open maschile con il Virtus San Severo al primo posto con 17 punti, a seguire il New Volley Lucera con 12 punti, il Silver Sun Cana Troia con una partita da disputare 9 punti, il Poggio Imperiale con 9 punti, il Volleyball Lucera con 6 punti, il Sant'Antonio Bovino con 6 punti, la San Marco Pallavolo sempre con una partita da disputare appunto domenica 20 con 6 punti e l'Ans Pisanicantro con 4 punti. Mentre per l'Open femminile vede al primo posto l'Olimpia Apricena con 15 punti, l'Hotel Gran Paradiso San Giovanni Rotondo con 15 punti, la capolista Play Volley adesso va al terzo posto con 12 punti, il CSP Volley Vieste con 9 punti, il Pietramonte Corvino con 9 punti, l'Ans Pisanicantro con 5 punti, la San Marco Pallavolo con 4 punti, Silver Sun Cana Troia con 3 punti e 0 punti vanno al Volley Casalnuovo. Questi sono i risultati della classifica aggiornata dopo la sesta giornata di campionato. Per oggi è tutto, noi ci vediamo venerdì 8 gennaio con una nuova puntata di Linea d'attacco per aggiornarvi dopo la partita che si disputerà appunto domenica e il nuovo calendario. Adesso vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima!